per chiedere di costituirsi parte civile. Oggi i medici ospedalieri sulle barricate, sciopero generale contro l'esclusione della sanità dalla legge di bilancio 2018, garantiti solo i servizi essenziali. Ieri sera a Padova la fiaccolata a sostegno di Walter Onichini, il macellaio che ha ferito il ladro e contro il quale la procura ha chiesto 5 anni per tentato omicidio. Stamane a Cornuda il sopralluogo degli uomini del RIS nella villetta di Pascal, il cinquantenne toltosi la vita dopo la scomparsa misteriosa della compagna Sofia, al setaccio anche l'auto. Domani i funerali di Federica Brollo, la ventenne di Cairano morta nel tragico incidente di Altivolo, intanto è emerso che il fidanzato alla guida aveva bevuto. 10 anni fa il rapimento e l'uccisione di Iole Tassitani a Castelfranco, un terribile delitto che sconvolse la Marca, l'assassino potrebbe uscire fra qualche anno. Il regista Andrea Segre diventa scrittore e presenterà il suo romanzo proprio a Venezia assieme al presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando delle banche e in particolare di Banca Popolare di Vicenza, perché al via da stamane il maxi udienza del processo a carico degli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza, forze dell'ordine che sono sul posto per garantire la sicurezza, tantissimi risparmiatori per costituirsi parte civile anche con numerosi cartelli all'esterno del Tribunale. Allora ci colleghiamo con il nostro Carlo Inghilleri che sta seguendo questa udienza da stamane in Tribunale per sapere come sta andando. Carlo, a te. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza, dove oggi prende avvio l'udienza preliminare per il crack di Banca Popolare di Vicenza. Qui davanti al Tribunale ci troviamo in una situazione in cui le forze dell'ordine stanno blindando appunto il perimetro del Palazzo di Giustizia. Ci sono non soltanto la polizia ma anche i vigili del fuoco e un'ambulanza, insomma tutto è predisposto secondo il piano di sicurezza. E ci sono ovviamente, non possono mancare, i risparmiatori veramente furiosi che hanno aspettato invano l'arrivo di Zonin. Oggi l'ex presidente di BPV non si è visto, in effetti si tratta di una udienza filtro che spalmata tra oggi, giovedì e venerdì, in cui i risparmiatori avranno modo di costituirsi parte civile e c'è da dire che prende corpo l'ipotesi che gli azionisti intenzionati a costituirsi parte civile nel processo potranno chiedere al giudice di eseguire un sequestro conservativo dei beni nei confronti di Gianni Zonin e degli altri 6 ex manager indagati per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Tutto d'altra parte è previsto anche dall'articolo 316 del codice di procedura penale, che stabilisce la possibilità di effettuare un congelamento dei beni in vista di un risarcimento disposto dal giudice in caso di condanna. Le somme chieste dipenderanno in larga parte dal danno subito in azioni andate in fumo. C'è da dire che c'è una lunga fila di azionisti che sono scesi nel piano interrato del Tribunale di Vicenza per appunto affrontare l'iter per costituirsi parte civile. Entreranno uno alla volta, per ognuno verranno effettuate 7 fotocopie, quindi insomma c'è un iter burocratico abbastanza lungo che impegnerà gran parte della giornata. Direi che per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri. Il dottor Zonin potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, ma non lo farà e sarà a disposizione, come è già stato dell'autorità giudiziaria, anche della commissione parlamentare. Lo considera un suo precipuo dovere e lo farà. Lo ha detto proprio oggi al Tribunale di Vicenza Enrico Ambrosetti, difensore dell'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza. È stato fissato per l'audizione infatti l'unico giorno in cui non c'era udienza, per rispetto delle parti civili che in questi 3 giorni possono costituirsi nel processo senza avere ulteriori rinvii. Io e l'avvocato Diodà, dice l'avvocato Ambrosetti, saremo con il dottor Zonin a Roma. Come sappiamo l'audizione di Zonin in commissione è prevista domani e quindi Zonin parlerà. Adesso dal caso ex Popolari alla questione sanità. Come sappiamo ieri è stato raggiunto l'accordo tra Regione e medici di base, quindi scongiurati i 3 giorni che erano previsti domani, giovedì e venerdì di serrata degli ambulatori, ma oggi c'è un altro sciopero ed è lo sciopero
dei medici ospedalieri con disagi probabili in arrivo. 24 ore di agitazione dove verranno garantiti soltanto i servizi essenziali, vale a dire pronto soccorso, interventi non differibili e visite mediche urgenti. I medici ospedalieri non ce la fanno più a vedere negato il rinnovo del contratto nazionale e non ce la fanno più proprio perché avanti con l'età anagrafica si stanno sobbarcando la qualità dell'assistenza negli ospedali insieme ovviamente al restante personale del comparto. L'erogazione delle prestazioni potrà subire dunque ritardi o disservizi, insomma l'agitazione perché manca il personale medico sufficiente nei vari reparti e a detta anche del sindacato per il peggioramento delle condizioni di lavoro più che usurante. Senza poi avere il necessario numero di medici per sopperire quelli che andranno in pensione. Per il nostro territorio parliamo del 40% dei medici ospedalieri che nei prossimi 10 anni uscirà, con meno del 20% che ha meno di 40 anni. Evidentemente chi esce non verrà sostituito da giovani che sono entrati e questo potrà, se non con un'adeguata programmazione, portare al collasso il nostro sistema. Parliamo adesso di sicurezza. Ieri sera la marcia, la fiaccolata di solidarietà a Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, sotto processo e ieri sera per aver sparato a un ladro, per essersi difeso di fatto. Ieri c'è stata questa fiaccolata a Padova, è stata chiesta anche una nuova legge sulla legittima difesa. Oltre 200 persone in marcia ieri, vediamo. Hanno partecipato in 200 alla fiaccolata di solidarietà per Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che nel luglio del 2013 sparò ad alcuni sconosciuti che erano entrati nella sua abitazione ferendo un 24enne albanese. Ora per lui il PM ha chiesto una condanna a 5 anni. Il corteo, che chiedeva anche una nuova legge sulla legittima difesa, è partito dalla stazione raggiungendo il tribunale, luogo simbolo della vicenda. Fiaccole in mano anche per altri protagonisti di situazioni simili come il benzinaio di Nanto, Graziano Stacchio, e il tabaccaio di Correzzola, Franco Birolo. Tra i più applauditi i coniugi ultraottantenni di Piacenza d'Adige, Ennio e Rosina, selvaggiamente picchiati e rapinati 1 anno e mezzo fa nella loro abitazione. Una raccolta fondi è partita spontaneamente tra i presenti e consentirà all'anziano di acquistare una nuova carrozzina. Sono contenta, mi fa piacere, solo perché vedono e che li mandano via tutti, che le diano delle pene proprio severe, delle pene che meritano. Una volta finita la sua pressione, ma devono fare tutti i suoi giorni in galera, noi arresti domiciliari, noi un mese di ospedale e loro in 20 giorni dopo un mese erano fuori a rubare di nuovo. Gli indipendentisti si sono dati appuntamento di nuovo davanti al tribunale per lunedì 18, quando sarà emessa la sentenza. Una marcia, una fiaccolata seguita in diretta ieri sera con numerosi collegamenti, prima a 20:10 e poi a Ring. D'altronde il tema di ieri di Ring era rapinati da morire. In studio, fra gli altri, lo shock anche per il racconto della tabaccaia di San Fior nel trevigiano Carla De Conti. Dopo la 7ª rapina, come sappiamo, ha scelto di armarsi, poi è stata costretta a chiudere l'attività e questo l'ha portata a pensare anche al suicidio. Sentiamo le parole di ieri sera di Carla De Conti. L'ultima rapina del 2015, cui lei era presente? Io ero presente, mi hanno attesa in garage, che era diciamo meno cruenta di quella a mano armata dove le persone hanno travisate con la pistola nel fianco, nella tempia. L'ultima nel garage di casa mi ha scaturito un qualcosa dentro che veramente ho detto non lo posso più sopportare. E da questo è partita tutta la mia battaglia e forse è l'unica cosa che mi tiene in vita. Dov'è lo Stato che va a punire i ladri e va a dire a questa gente non preoccupatevi che per voi non c'è nulla da temere? È questo che fa arrabbiare la gente, è questo che secondo me deve portare tutti noi veramente a sostenere con forza una riforma che è sbagliata, una riforma della legittima difesa che è assurda e sbagliata. Io ho perso più di 100.000 euro. In che modo? Per i soldi persi con le rapine, con i furti, i danni subiti all'interno di tutto quello che alla fine non è milioni di euro, però alla fine si somma, è un sommarsi. Io ringrazio Dio di aver trovato il coraggio di fare e percorrere la via del Porto d'Armi, se no probabilmente non sarei neanche più a parlarne con lei. Perché? Perché avrei scelto la via più breve, che era quella del sonno eterno. Perché non è semplice. Non è semplice avere le banche che ti chiamano, sapere di aver perso tutto. Io perdendo un lavoro a 50 anni ho perso una base fondamentale come può essere un marito, come può essere un figlio.
Queste le due parole di Carla De Conti. Adesso parliamo di Cornuda, il giallo di Cornuda. Perché? Perché c'è un nuovo capitolo del giallo e staremo a vedere se questo darà risultati. Stamattina, come vediamo nelle immagini, è iniziato il sopralluogo degli uomini del RIS, dunque del nucleo investigativo dei carabinieri scientifico, nella villetta, nella casa di Pascal Albanese, il cinquantenne, lo ricorderete, che si è tolto la vita qualche giorno dopo la scomparsa tuttora misteriosa della compagna Sofia. Gli uomini del RIS sono all'interno dell'abitazione per cercare tracce utili a trovare un bandolo di questa intricata matassa, soprattutto per capire il destino di Sofia. Passeranno a setaccio non solo l'abitazione ma anche la golf di Pascal. Dunque una ricerca importante che si somma alle ricerche invece della donna che si sono proseguite in queste settimane, in questi giorni, purtroppo senza esito, per cercare di dare una svolta al giallo. Come sappiamo, in procura è sempre aperto un fascicolo per omicidio e sequestro di persona a carico di ignoti. E a proposito di omicidio, un omicidio che sconvolse la Marca esattamente 10 anni fa e che è rimasto nella memoria di tutti i trevigiani e non solo. L'omicidio di Iole Tassitani, rapita e uccisa proprio 10 anni fa a Castelfranco. Era il 12 dicembre 2007, Iole Tassitani, 40 anni, figlia di Luigi, notaio di Castelfranco, ha da poco finito di lavorare nello studio del padre, quando viene rapita nel garage interrato della sua abitazione. Dopo 12 lunghissimi giorni il corpo della donna viene rinvenuto nel magazzino dell'abitazione di Bassano del Grappa di un falegname, Michele Fusaro. La Marca si trova davanti ad uno degli omicidi più efferati e brutali che si ricordi. 10 anni dopo quel delitto è ancora scolpito nella memoria di tutti, una ferita che per i familiari di Iole continua a bruciare come se il tempo si fosse fermato a quei drammatici giorni. La donna venne rapita, bendata da Fusaro, chiusa nel bagagliaio dell'auto e portata nell'abitazione del falegname. Nel piano dell'uomo il sequestro avrebbe dovuto durare pochi giorni, il tempo di ottenere gli 800.000 euro chiesti come riscatto, ma qualcosa va storto, la benda sugli occhi di Iole scende e la donna riconosce il suo rapitore. Fusaro a quel punto perde la testa e uccide la donna con una coltellata. Ma l'assassino non si ferma qui, seziona in 29 parti il corpo di Iole, probabilmente intende bruciare nell'inceneritore della falegnameria o seppellirle in un campo abbandonato. La vigilia di Natale gli investigatori arrivano nell'abitazione del falegname dove viene fatta la macabra scoperta del corpo all'interno di sacchi per l'immondizia. Fusaro viene arrestato e processato. Ora si trova nel carcere Due Palazzi di Padova, dove deve scontare una pena di 30 anni avendo scelto il rito abbreviato. In appello gli era stato inflitto l'ergastolo. Nel frattempo il falegname nella sua cella si è dedicato alla preghiera e allo studio, ha conseguito il diploma di ragioniere e ha iniziato un percorso universitario. Una nuova vita che potrebbe permettergli di ottenere nuovi permessi e portarlo fuori dal carcere tra pochi anni. La famiglia Tassitani dopo la condanna a 30 anni si era battuta perché per delitti efferati come quello di Iole non ci fosse la possibilità di applicare il rito abbreviato. Quella pena ha rappresentato un dolore che si è aggiunto ad altro dolore, come spiegava in questa intervista del 2011 la mamma di Iole. Io ho sempre sostenuto che non si deve scherzare con la vita umana. Quindi chiunque abbia in mente un disegno criminoso deve sapere che l'aspetta una pena giusta e dura. Questo sì. Nostra figlia ormai non ce la ridà più nessuno, però con la vita umana non si scherza. Ancora la cronaca e cordoglio a Codognè, siamo sempre nel Trevigiano per la morte di Francesco Sanson, 75 anni, storico sindacalista CISL, deceduto ieri pomeriggio nel tragico incidente stradale che abbiamo raccontato proprio nel telegiornale di Treviso di ieri sera. Una uscita autonoma alle 17:30 con la sua auto, Sanson stava procedendo in direzione di Codognè quando all'improvviso ha perso il controllo della sua Fiat Panda, forse per una distrazione la ruota anteriore destra della sua auto è finita fuori dalla careggiata, toccando la sponda del fosso scivoloso per la pioggia ed ha finito la sua corsa dentro un fossato. Terribile impatto, purtroppo gli uomini del SUEN 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Sanson, che abitava a Cimetta. È stato un sindacalista impegnato per decenni con la CISL, in particolare per la tutela del settore edile. È stato segretario nel regionale della Filca CISL e ha avuto vari incarichi da Treviso a Padova a Vicenza. Dopo la pensione aveva continuato il suo impegno con la Federazione Pensionati, sempre della CISL. E a proposito di incidenti stradali, domani l'ultimo saluto a Federica Brollo, la ventenne scomparsa nel tragico incidente di Altivolo. Intanto purtroppo è emerso che il suo ragazzo alla guida dell'auto che ha fatto l'incidente purtroppo aveva bevuto.
Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Cairano San Marco i funerali di Federica Brollo, la ventenne che ha perso la vita all'alba di sabato in un drammatico incidente stradale a San Vito di Altivole. Al volante del pick-up nel quale viaggiava la giovane il fidanzato Francesco Ziglio di un anno più grande. I due avevano trascorso la serata in una discoteca per festeggiare il primo esame universitario di Federica. Sulla strada del ritorno la tragedia. Il veicolo sbanda e si schianta prima contro un palo della luce, poi contro un ponticello di cemento. L'impatto è violento. La ragazza riporta lesioni gravissime e si spegne in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Riporta serie ferite anche Francesco, che sotto shock dopo lo schianto aveva stretto in un abbraccio la sua Federica nel tentativo di strapparla al suo crudele destino. Il mezzo viene posto sotto sequestro, iniziano le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. Tra le ipotesi quella che il 21enne al volante possa essere stato tradito da un colpo di sonno. L'esito degli esami alcolemici arrivati sulla scrivania del procuratore Mara De Donà hanno rilevato la presenza di alcol nel sangue del ragazzo. Non si sa però ancora esattamente quale fosse il valore, ma stando al codice della strada, essendo neopatentato, il livello avrebbe dovuto essere pari a 0. Questo potrebbe aggravare la situazione di Francesco, già distrutto dal dolore per la perdita del suo grande amore. E domani sarà il giorno dell'addio, quando familiari e amici si stringeranno nella chiesa di Cairano per ricordare il sorriso e la solarità di Federica. Dalla cronaca parliamo adesso delle grandi opere, torniamo a parlare della Pedemontana Veneta. Stamane a Palazzo Balbi un incontro con il governatore Luca Zaia per fare il punto sulla Pedemontana, anche alla luce della relazione di ANAC che è stata appunto resa pubblica qualche giorno fa. Allora sta seguendo questo incontro per noi Tommaso Stoppa da Venezia. Tommaso. Sì, buongiorno, eccoci qui. In realtà non c'è il governatore Zaia perché ha preferito lasciare la parola ai tecnici, visto che di questioni tecniche si tratta, e quindi diciamo così delegato il commissario straordinario per la Pedemontana Marco Corsini proprio a fornire una serie di delucidazioni su questa relazione dell'ANAC molto discussa in questi giorni, e quindi la Regione ha voluto fare un momento di chiarezza. Sono state affrontate fondamentalmente le due questioni principali che hanno suscitato dibattito in questi giorni. Una è quella delle previsioni di traffico che secondo ANAC andavano parametrate sui 110 km all'ora invece che sui 130, e quello che dice la Regione è che si tratta fondamentalmente di qualcosa di non così tanto rilevante, perché per i 94 km della superstrada la differenza è soltanto di 5-6 minuti, quindi non parliamo di tempi tali da scoraggiare automobilisti a prendere questa strada, soprattutto in relazione alla situazione attuale. 300 milioni invece di contributo ulteriore, l'altro tema che era dibattuto all'interno di questa relazione. La posizione della Regione è che si tratta di milioni che comunque vanno spesi a fronte del rischio dell'alternativa, che sarebbe quello di spendere miliardi se invece queste previsioni di traffico non fossero rispettate, miliardi naturalmente di risarcimenti ai costruttori. Queste dunque le delucidazioni della Regione, che ha puntualizzato che l'ANAC non è assolutamente una controparte, ma hanno sempre lavorato insieme, e che in 40 pagine di relazione sulla Pedemontana non viene mai ipotizzato il danno erariale. È tutto per il momento da Venezia. Grazie a Tommaso Stoppa. Restiamo però a Venezia con un altro collegamento in diretta per tornare però alla cronaca, perché la Guardia di Finanza di Venezia ha stroncato insieme ad altri colleghi di altre regioni un vasto traffico internazionale di droga. Allora sentiamo Anna Maria Parisi. Anna Maria. La Guardia di Finanza ha stroncato un'organizzazione internazionale dedita allo spaccio di droga. La Guardia di Finanza di Venezia in collaborazione con quella di Pisa. Smantellata dunque questa banda internazionale dedita al traffico di droga. Dalle prime ore di questa mattina 90 i finanzieri che stanno eseguendo dei provvedimenti di custodia emessi dalle GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura. 12 le persone responsabili di un vasto traffico di droga tra Albania, Macedonia e numerose province del nord Italia. L'ordinanza ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di ben 9 persone di nazionalità albanese per associazione delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità.
Per altre 3 persone, di cui 2 albanesi e un italiano, sono invece scattati il divieto di dimora e 2 obblighi di residenza. Sono state inoltre eseguite 10 perquisizioni domiciliari anche nella provincia di Venezia, insieme a quelle di Milano, Bolzano, Monza e Brianza. E per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche alla Maria Parisi, adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, ripartiamo da Venezia, ripartiamo dalla cultura, perché proprio a Venezia domani il regista Andrea Segre presenterà il suo nuovo romanzo, un regista dunque che diventa scrittore, lo farà in compagnia di Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera. Lui, che di solito lavora con la videocamera, questa volta l'ha posata per prendere la penna e dare vita al suo primo romanzo, La terra scivola. Andrea Segre, sangue veneto ma da anni trapiantato a Roma, sarà a Venezia mercoledì al Teatro Ca' Foscari di Santa Marta. La storia di una donna del nord che scende a Roma per incontrare la vecchia zia che non aveva mai potuto conoscere, e la vecchia zia abita in un quartiere periferico di Roma che si chiama Torpignattara, e lei entra in questo mondo di questa vecchia zia scoprendo che in un luogo complesso come quello di Torpignattara ci sono tante cose da scoprire. E è un po' un omaggio a questo quartiere dove io ho vissuto, in parte ancora vivo perché vivo lì vicino da diversi anni. Ho voluto provare a raccontare mondi che ho incontrato e esplorato, e ho voluto farlo questa volta con la penna invece che con la videocamera. La prima qualità di un libro è quella di farsi leggere volentieri, naturalmente, se poi innesca anche delle riflessioni è tutto di guadagnato, e questo libro mette insieme le 2 cose, la bellezza della scrittura, il divertimento, l'appassionarsi che induce, e il toccare alcuni dei problemi del nostro tempo, in particolare quello della costruzione di nuove comunità nelle nostre città. È un libro che parla anche del problema dell'immigrazione, ma diciamo di quello che viene dopo che le persone sono arrivate in un altro posto, in un'altra città, come si integrano con le altre, come dialogano, come si scontrano i problemi che nascono e il modo per superarli. Parliamo del Natale adesso, e in particolare a Treviso della rete di solidarietà che nel capoluogo permetterà anche a chi è solo e non ha mezzi di trascorrere almeno quel giorno una giornata serena. Natale è festa per tutti, anche per chi è ai margini. Si muove su un doppio binario il Comune di Treviso, non solo le iniziative per chi può permettersi pranzi e regali, ma anche per chi i soldi per mangiare non ce li ha neppure gli altri giorni dell'anno. Proponiamo il consueto pranzo di Natale per i senza fissa dimora nei locali della Proloco, organizzato dal Comune di Treviso con la cooperativa La S e la Caritas, e abbiamo messo anche in rete le iniziative di altre associazioni come quelle della comunità di Sant'Egidio, che organizzerà per la vigilia di Natale una cena presso il centro della famiglia. Casugana ha aderito anche alla proposta del McDonald's di Viale della Repubblica di replicare a Treviso l'esperienza fatta a Jesolo 2 anni fa, il pranzo gratuito dalle 12 alle 15 del 25 dicembre a persone indigenti o sole. A Jesolo si erano presentati in oltre 200. Di tutti i tipi, però erano contenti perché erano in gruppo, stavano insieme, abbiamo fatto l'esperimento col Comune di Jesolo, è andato molto bene. Quindi perché non replicarlo a Treviso? È una cosa molto bella Natale, comunque è un giorno di aggregazione, ci sta. Io penso che sia importante anche il messaggio che viene dato nel giorno di Natale anche alle persone che hanno di più, che magari forse hanno anche troppo, non per ricordarsi e mettersi la coscienza a posto nel giorno di Natale, ma anche forse per trascorrere questo giorno con una maggiore sobrietà, visto anche il momento difficile che molte famiglie attraversano. A proposito di Natale, ricordo che è tornata la nostra rubrica dei presepi, dedicata ai vostri presepi, quindi anche quest'anno potete inviare le immagini della vostra rappresentazione della Natività, un appuntamento immancabile delle feste di Natale per uno dei simboli più amati. Quindi inviate a questi contatti che vedete in sovraimpressione le immagini, video e foto, meglio i video, se usate lo smartphone realizzate però, ricordatevi, le riprese con il telefono in orizzontale. Nel caso non possiate fare voi le riprese, scrivete oppure lasciate un messaggio alla segreteria telefonica e noi verremo
a riprendere le vostre creazioni. Lasciate nel messaggio il nome, l'indirizzo, il telefono e anche le caratteristiche, se possibile, del vostro presepe, quindi noi verremo nelle vostre case per riprendere le vostre creazioni. C'è solo il tempo per ricordare, ore 13, fra pochissimo si parla di sanità, si parlerà di strumentazioni per diagnosi con TAC, ecografi, risonanze di un grande ospedale come quello di Mestre. In studio il dottor Roberto Ragazzi, primario di radiologia dell'ospedale dell'Angelo, e il dottor Enrico Cagliari, primario di neuroradiologia, sempre dell'Angelo. Questa sera 20:10, sempre sanità sotto i riflettori, parliamo ovviamente della questione medici di base e regione, con Fabrizio Boron, consigliere regionale della Lega Nord e presidente della quinta commissione, cioè la commissione sanità, e Nicolò Rocco del Partito Democratico. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una giornata caratterizzata da un tempo localmente instabile sulle nostre regioni, con nubi e anche con qualche pioggia. Vediamo il dettaglio del 12 dicembre. Sul Veneto cielo coperto con precipitazioni sparse e più concentrate però sui settori orientali della regione. Migliora con tempo più asciutto nel corso del pomeriggio. Neve sopra i 1300 metri sulle Alpi. Vediamo anche l'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 12 gradi, valori notturni attesi tra 5 e 10 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco e forti. Neve sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri circa. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, valori notturni tra 9 e 11 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui nuvolosità diffusa su tutta la regione, con precipitazioni generalmente di debole intensità e concentrate comunque sull'Alto Adige. La neve cadrà sopra i 1200-1400 metri. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno attese sui 12 gradi, valori notturni tra 6 e 9 gradi circa. Il mare sarà generalmente molto mosso, i venti moderati da sud, localmente forti, meridionali sul Golfo di Trieste. Dal meteo è tutto, arrivederci!